Il comandante della polizia locale Agostini l'aveva detto: andremo a prenderli anche a Londra, e così metaforicamente è stato. I 5 responsabili dell'oltraggio a Venezia sono stati identificati, e questo anche grazie alla loro smania di mostrare al mondo le loro imprese, postandole sui social e provocando con arroganza il sindaco Brugnaro. Sono 4 inglesi e un veneziano, identificati attraverso indagini social, appunto, e in collaborazione con la polizia di frontiera. A loro carico una sanzione di 2.000 euro ciascuno, che gli verrà notificata se torneranno in città. I loro nomi, infatti, sono stati inseriti nel database del Ministero dell'Interno. Le accuse sono giochi pericolosi, intralcio all'attività pedonale, bagno in canale, arrampicata su edifici storici, imbrattamento con adesivi delle spallette dei ponti. È un collettivo inglese che si chiama FET e si definisce una squadra professionista di parkour. So it's now or never, and I just sent it. That felt amazing. Tanto non tornerò più a Venezia, diceva questo ragazzo nel mezzo di un quarto d'ora di video che è un susseguirsi di acrobazie pericolosissime. Questo è poco ma sicuro.